Cristo Re Valpeio, vittoria importante per i giallorossi in chiave salvezza. Su un terreno in condizioni ostili le due squadre regalano comunque spettacolo. Partono meglio i locali che la sbloccano al 16esimo con una bella azione conclusa da Uca, mentre al 36esimo arriva il 2-0 con un rigore ingenuo trasformato da Uca. Poco dopo però Zanoni riesce a rimettere in gioco il match. Nella ripresa gli ospiti prendono coraggio e sprecano molto, ma riescono comunque a trovare il pareggio grazie a un autogol. Il Valpeio spinge nel finale, ma al 77esimo Uca trova il gol su un tiro deviato, che regala così il 3-2 alla Cristo Re. Leno Dolasiana vince contro ogni pronostico la formazione ospite. La partita non è delle migliori a causa del campo pesante. Ciò nonostante gli ospiti passano al quarto con un cross sbilenco di Farina che si insacca sul secondo palo. I locali reagiscono e schiacciano la Dolasiana nella propria metà campo, sbagliando però troppi gol. Al 52esimo arriva l'inaspettato raddoppio con il neoacquisto Silvestro, che da 30 metri scarica un bel tiro alle spalle del portiere. Al 78esimo la Leno riesce comunque a segnare con Modena, ma non riesce a evitare la sconfitta per 1-2. Marco TNT Montepeller, battuta d'arresto per la capolista fermata sul pari in casa con la TNT. Penalizzati da molti assenze, i locali riescono comunque a fare una discreta partita. Al terzo Mura si vede salvare un colpo di testa sulla linea, mentre Santoro non sfrutta un paio di occasioni. Allo scadere della prima frazione gli ospiti trovano il vantaggio con Tusiano, che calcia sul portiere e insacca sulla ribattuta. Nella ripresa il Marco trova il pari con Zocca su respinta del portiere, ma non trova il gol che poteva valere la fuga. Finisce 1-1. Sacco San Giorgio Trambileno, vittoria esterna per i Verdi che si rilanciano nella lotta playoff. Poche emozioni nel primo tempo. Al 35esimo gli ospiti colpiscono il palo con Alvarado allo scadere del primo tempo, un malinteso tra portiere e difensore stava per favorire il Sacco, ma colpo salva sulla linea. A inizio ripresa si sblocca il match. Gallo parte sulla sinistra e mette un cross per Alvarado che insacca in mezza rovesciata. Il Sacco non riesce più a ritrovare serenità e al 71esimo Alvarado triangola con Fontanelli e segna il gol del definitivo 0-2. Volano Montebaldo, caduta pesante per la Montebaldo in casa dei biancorossi. Il campo non ha pietà e regala al pubblico una partita molto fisica. I locali partono bene e sembrano in giornata, riuscendo infatti a sbloccare il match al 17esimo con Muollo di testa e raddoppiando poco dopo con Baldo su azione personale. A fine primo tempo gli ospiti incassano ancora sotto i colpi di Maffei. Nella ripresa però arriva la reazione della Montebaldo, ma al 75esimo rimane in 10 per l'espulsione di Vieceli. Il gol nel finale di Nicola Raffaelli sancisce il 4-0 finale.